Questa mattina voglio meditare con voi riprendendo un brano che si trova nel libro della Genesi, avete un riferimento sotto, nel libro della Genesi, capitolo 48, è la storia della benedizione che Giacobbe fa ai figli di Giuseppe, a Manasse ed Efraim. Questa storia si trova nel libro della Genesi, dicevo al capitolo 48, per completezza leggeremo tutto il brano dal verso 1 al verso 20. Dopo queste cose fu detto a Giuseppe: Ecco, tuo padre è ammalato. Allora egli prese con sé i suoi due figli, Manasse ed Efraim. Giacobbe ne fu informato e gli fu detto: Ecco, tuo figlio Giuseppe viene da te. Israele raccolse le sue forze e si mise seduto sul letto. Giacobbe disse a Giuseppe: Il Dio Onnipotente mi apparve a Luz, nel paese di Canaan, mi benedisse e mi disse: Ecco, io ti renderò fecondo, ti moltiplicherò, ti farò diventare una moltitudine di popoli, darò questo paese alla tua discendenza dopo di te come proprietà perenne. Ora i tuoi due figli che ti sono nati nel paese d'Egitto prima che io venissi da te in Egitto sono miei. Efraim e Manasse saranno miei, come Ruben e Simeone. Ma i figli che hai generato dopo di loro saranno tuoi. Essi saranno chiamati col nome dei loro fratelli quanto alla loro eredità. Quanto a me, mentre tornavo da Paddam, Rachele mi morì nel paese di Canaan, durante il viaggio, a qualche distanza da Efrata. E là la seppellì in quel luogo, sulla via di Efrata, che è Betlemme. Israele guardò i figli di Giuseppe e disse: Questi chi sono? Giuseppe rispose a suo padre: Sono i miei figli, che Dio mi ha dati qui. Ed egli disse: Ti prego, fagli avvicinare a me, e io li benedirò. Gli occhi di Israele erano annebbiati per l'età, e non ci vedeva più. Giuseppe li fece avvicinare a lui, ed egli li baciò e li abbracciò. Israele disse a Giuseppe: Io non pensavo più di rivedere il tuo volto, ed ecco che Dio mi ha dato di vedere anche la tua prole. Giuseppe li allontanò dalle ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra. Poi Giuseppe li prese tutti e due, Efraim alla sua destra, alla sinistra di Israele, e Manasse alla sua sinistra, alla destra di Israele, e li fece avvicinare a lui. E Israele stese la sua mano destra e la posò sul capo di Efraim, che era il più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse, incrociando le mani, perché Manasse era il primogenito. Benedisse Giuseppe e disse: Il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi. Siano chiamati col mio nome, con il nome dei miei padri, Abramo e Isacco, e si moltiplichino abbondantemente sulla terra. Quando Giuseppe vide che suo padre posava la mano destra sul capo di Efraim, ne ebbe dispiacere, prese la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse. Giuseppe disse a suo padre: Non così, padre mio, perché questo è il primogenito, metti la tua mano destra sul suo capo. Ma suo padre rifiutò e disse: Lo so, figlio mio, lo so. Anch'egli diventerà un popolo, anch'egli sarà grande. Nondimeno il suo fratello più giovane sarà più grande di lui, e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni. In quel giorno li benedisse dicendo: Di te si servirà Israele per benedire, e dirà: Dio ti faccia simile a Efraim e Manasse, e mise Efraim prima di Manasse.
Bene, questa è la lettura del passo biblico, questa storia che ci narra di come il padre di Giuseppe, Giacobbe, prima di morire volesse benedire la discendenza di Giuseppe. La discendenza di Giuseppe, i figli, i primi due figli di Giuseppe che gli erano nati in Egitto, erano Efraim e Manasse, o meglio, rispettando l'ordine di nascita, Manasse ed Efraim. E come era consuetudine, il primogenito raccoglieva l'eredità della famiglia, l'eredità spirituale, l'eredità anche economica, comunque l'eredità di autorità di capofamiglia. E quindi nella benedizione che il patriarca faceva ai discendenti, la benedizione maggiore andava al primogenito. E in questa storia, benché non riuscendo più a vedere bene, Giacobbe prende i due figli di Giuseppe, Efraim e Manasse, e incrociando le mani pone la mano destra, che era la mano della benedizione principale, sulla testa del secondogenito, sulla testa appunto di Efraim. E quindi in qualche modo il Signore rimescola le cose, diversamente dalle consuetudini. Giacobbe decide di benedire della benedizione del primogenito il secondogenito, e questo urtò un po' il padre Giuseppe, che prova a spostare il braccio di suo padre dicendo: padre, non devi fare così, guarda che il primogenito è un altro, come se Giacobbe avesse sbagliato nel benedire il secondogenito al posto del primogenito. E invece Giacobbe dice al figlio: lo so che questa è la consuetudine, ma quello che io faccio non è improvvisato, è assolutamente nell'ordine delle cose. La mia benedizione per il primogenito andrà al tuo secondogenito. Dio ci dà delle linee guida, Dio ci ha rivelato qual è la sua volontà per noi, il modo in cui Lui desidera che noi lo serviamo. E quello che il Signore ci ha comunicato per mezzo della sua parola è quello che noi dobbiamo seguire come nostra regola di condotta, come guida per le nostre decisioni nel nostro cammino quotidiano. Noi siamo tenuti a osservare la parola del Signore proprio per in qualche modo essere benedetti dal Signore, perché Dio vuole la benedizione di ogni uomo, Dio vuole benedire, Dio vuole salvare, e quindi il Signore vuole che noi siamo benedetti quando osserviamo la sua parola, perché la sua parola e la sua volontà sono per il nostro bene. Quindi Dio ci ha dato quello che noi dobbiamo sapere per seguirlo ed essere benedetti. Sono le cose rivelate per noi, ma la sua sovranità va oltre la nostra comprensione. Ecco perché ci viene chiesto di avere fede in Lui, perché non tutto quello che il Signore fa noi lo possiamo pienamente comprendere. Noi non siamo eterni, non siamo onnipresenti, non siamo onniscienti, e quindi noi ci dobbiamo fidare del Signore. Il Signore chiede che noi riponiamo fede in Lui, perché nella sua sovranità ci sono delle cose che sfuggono alla nostra comprensione. La benedizione che è preparata per noi è superiore a quella che noi immaginiamo, se noi abbiamo fede nel Signore, se noi facciamo la volontà di Dio, e per quello che è fuori dal nostro controllo noi ci fidiamo del Signore. Dio vuole benedire la nostra vita, e a volte per farlo Lui fa delle cose che noi non riusciamo ad afferrare. Lui sicuramente ha ogni autorità di uscire fuori dagli schemi e incrociare le mani, come fece Giacobbe per i figli di Giuseppe. Dio ha l'autorità di incrociare le mani e di scombinare i nostri piani. Dio lo può fare, Dio è il sovrano, e noi vogliamo con sottomissione, con grande umiltà, dire: Signore, sia fatta la tua volontà. Voglio credere che ciò che hai in mente per la mia vita è buono per me. Anche se ti vedo incrociare le mani, anche se ti vedo fare qualcosa che io non avrei mai immaginato, voglio credere, Signore, che tu hai un piano meraviglioso per me.
E noi ci vogliamo ricordare quello che Paolo dice a Timoteo: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E per salvarci, Dio cambia i piani della nostra vita. Lui ha lo scopo alto, lo scopo meraviglioso, lo scopo eterno di salvarci. E per farlo lui cambia tutti i nostri progetti, cambia i piani della nostra vita. Oggi noi ci troviamo qui nelle nostre case, noi non sappiamo dove saremo tra 10 anni, ma forse il Signore cambia quei piani proprio perché ha in mente per noi un piano di salvezza eterna, di salvezza della nostra anima. E se c'è qualcuno che forse si vede scombussolato per i cambiamenti che forse sta vivendo in questo periodo della sua vita, beh, caro amico, probabilmente Dio sta cambiando i piani della tua vita perché ti vuole salvare, perché vuole prendere la tua anima nelle sue mani meravigliose, per darti il perdono dei peccati, per ristabilire quella comunione che il Signore aveva con gli uomini che il peccato ha interrotto. Dio vuole salvare te come ha salvato me e forse per farlo lui cambierà i piani della tua vita. Tu che pensavi di vivere in un certo modo tutta la tua vita, pensavi di condurre i tuoi giorni tranquillamente, beh, Dio cambia tutti i piani, perché forse ti stai dimenticando che la cosa più importante è la salvezza della tua anima. La storia di Giuseppe, che poi arriverà al termine in Genesi 48, 49, la fine del libro della Genesi, fino all'ultimo capitolo. La storia di Giuseppe ci parla di un piano di salvezza. Giuseppe che era il favorito tra i suoi fratelli, era il preferito di suo padre Giacobbe. Beh, Dio cambiò i piani della sua vita e lui più volte, probabilmente nelle notti di prigionia, nelle notti lontano da casa in Egitto, si chiese perché queste ingiustizie. Beh, Dio cambiò i piani di Giuseppe per salvare lui, per salvare i suoi parenti, per salvare il suo popolo, per portare avanti il suo piano per il popolo di Israele. Dio ha un piano di salvezza, cambiò la storia di Giuseppe per salvarlo. Ci ricordiamo della ragazza che andò a servizio di Naaman, il Siro, fu rapita dal territorio di Israele, fu portata in un territorio straniero, fu resa schiava al servizio di una famiglia straniera. Dio cambiò i piani di quella ragazza per salvare Naaman, il Siro, che poi conobbe il Signore e promise di rimanergli fedele anche in terra straniera. Beh, per salvare Dio cambia i piani della nostra vita. Quando Filippo predicava il Vangelo in Samaria e si trovava davanti a folle desiderosi di ascoltare la parola del Signore e pronti a riceverlo, quando Filippo vide che quella folla così numerosa stava accettando Gesù come personale salvatore, stava vedendo i miracoli, beh, improvvisamente si vide chiamato dal Signore a lasciare tutto e andare nel deserto. E facendo un calcolo matematico, qualcuno potrebbe dire: ma è meglio predicare a 1000 persone che non a una persona nel deserto, perché così più persone hanno la possibilità di ricevere il messaggio del Vangelo. Ma Dio aveva un piano di salvezza per una persona sola che era nel deserto e cambiò i piani della vita di Filippo, lo portò nel deserto per parlare a quell'etiope che con quella predicazione ricevette Gesù come Signore e fu salvato. Beh, Dio per salvarci cambia i piani della nostra vita. Quindi se c'è qualcuno che ancora oggi, dopo aver ascoltato tante volte il messaggio della parola, si trova adesso a considerare quanto è cambiata la sua vita, quanto sono cambiate le sue abitudini in questi giorni, beh, amico, Dio ti vuole salvare. Ha cambiato i piani della tua vita proprio per questo, perché tu possa essere salvato. Per parlarci, Dio modifica la strada che stiamo percorrendo. A volte siamo così sordi alla voce del Signore. La nostra strada è così ben avviata che facciamo fatica ad ascoltare il Signore. Siamo così convinti di essere nella volontà del Signore. Siamo così convinti che il Signore ci sta approvando nella strada che abbiamo intrapreso, che facciamo fatica ad ascoltarlo.
E allora per parlarci il Signore modifica la strada che stiamo percorrendo, ci porta a un bivio e attraverso forse un imprevisto, qualcosa che non immaginavamo, Lui ci porta in un'altra strada. Ci ricordiamo la storia di Saul, prima di essere proclamato re, era un giovane timido che si incamminò per andare a cercare delle asine che suo padre aveva perso, si erano allontanate dalla casa e si erano perse. Quindi Saulo iniziò a camminare e a cercare queste asine facendo una strada che lo portò fino al paese dove si trovava il profeta Samuele. Ora Saul non sapeva che quella strada era una strada condotta da Dio. Saul non trovò le asine e in qualche modo si perse egli stesso con i suoi uomini, si trovò in quella località, cercò aiuto dal profeta per avere un indizio per trovare queste asine, ma non sapeva che Dio aveva cambiato quella strada, non aveva permesso che Saul trovasse le asine proprio perché Saul doveva invece incontrare Samuele, perché Samuele aveva una parola da parte di Dio per lui. Quando Mosè nel deserto ormai aveva spento ogni desiderio di gioventù, quando il Signore gli aveva già parlato che sarebbe stato il liberatore di Israele, ma nel deserto dopo 40 anni forse le sue aspirazioni si erano placate. Il Signore cambiò il tragitto di quella giornata come tutte le altre, di un pastore nel deserto, attirandolo con un pruno ardente, che catturò l'attenzione di Mosè e lo spinse fino al monte, dove al monte Dio si rivelò con un messaggio proprio per lui. Quando il re Nabucodonosor, ci viene narrato nel profeta Daniele, eh, si inorgoglì e pensò che per mezzo della sua bravura, della sua potenza, lui stava ottenendo tutto quello che aveva davanti ai suoi occhi, a quel punto il Signore lo fece cadere in una follia temporanea, in modo che lui potesse fare di nuovo attenzione alla voce del Signore. E il Signore allora poté parlargli. Per parlarci Dio modifica la strada che stiamo percorrendo. Quando le cose si svolgono in modo naturale intorno a noi, Dio devia il corso degli eventi, altrimenti noi rimarremmo sordi alla sua voce. E forse il Signore ci vuole parlare in questo tempo così particolare. Forse il Signore ha cambiato le nostre abitudini quotidiane, i nostri equilibri nelle nostre case. Forse ha interrotto le attività lavorative. Forse ha interrotto i progetti extra lavorativi che avevamo. Dio ha interrotto ogni cosa. Dio sta cambiando tutte le quotidianità che vivevamo prima perché vuole che facciamo attenzione, Dio ci vuole parlare e a noi sta in questo momento di essere attenti alla voce del Signore. Io sono convinto che il Signore ha qualcosa di particolare da dire a ognuno di noi, a ogni uomo, a ogni donna e quindi lo vogliamo ascoltare con tutto il cuore. Il Signore è pronto a deviare la nostra strada per parlarci. Mi viene in mente la testimonianza del predicatore Spurgeon dell'Ottocento. Lui stava cercando il Signore in ogni modo, lo stava cercando nelle chiese più gettonate, andava a cercare le predicazioni dei migliori predicatori di quel tempo in Inghilterra, perché stava cercando sinceramente il Signore. E una sera, mentre stava andando all'ennesimo culto, la sua strada fu deviata da una tempesta di neve e lui si andò a rifugiare in una piccola chiesetta dove il pastore quella sera non era riuscito neanche ad arrivare in chiesa a motivo della neve. E un uomo molto semplice prese la presidenza della riunione leggendo un passo da Isaia e senza troppa eloquenza disse voi isole guardate a me e siate salvate. E quella parola toccò il cuore di Spurgeon e il Signore in qualche modo modificò il suo programma, modificò la sua strada per farlo trovare in quella chiesa per ricevere il messaggio che Dio aveva per lui. E da quel semplice messaggio Spurgeon fu salvato e da lì poi il Signore lo usò in modo potente. Dio ci vuole parlare, noi vogliamo fare attenzione alla sua voce. Ancora per benedirci
Dio agisce diversamente da come avremmo fatto noi. A volte noi pensiamo che il Signore voglia fare delle cose sicuramente, ma come le intendiamo noi. Invece è Lui per portarci al momento della benedizione, per portarci a realizzare una benedizione maggiore. Beh, il Signore agisce diversamente da come avremmo fatto noi. Conosciamo tutti la storia di Giobbe. Giobbe fu benedetto del Signore. Al termine del suo libro, lui scrive: Le mie orecchie avevano udito parlare di te, ma adesso gli occhi miei ti hanno visto. Giobbe considerò che la prova che dovette subire, una prova terribile sicuramente, la prova di un lutto, la prova della perdita delle risorse economiche e in aggiunta la perdita della salute stessa, con quella piaga così brutta anche visibilmente, che anche gli affetti a lui più cari si allontanavano da lui perché avevano ribrezzo nel guardarlo. Quella prova da parte di Dio, che Dio permise nella vita di Giobbe, era per una benedizione maggiore. Ora uno potrebbe pensare, per benedire Dio mi deve far sentire bene, mi deve far sentire gioioso. Invece Dio a volte agisce diversamente per darci una benedizione maggiore. La sorte della regina Ester, ce la ricordiamo. Per poco ci fu lo sterminio di tutto il popolo di Israele. E lei, chissà, pensava che il Signore avrebbe usato la sua vita per benedire il popolo attraverso altri mezzi, in modi molto più sereni. Invece fu proprio attraverso una prova che la regina Ester fu lo strumento nelle mani del Signore. E la scelta di Efraim nella nostra storia, al posto di Manasse, che era il primogenito, ci dimostra che Dio cambia i nostri programmi per benedire. Sarebbe stato benedetto sicuramente anche Manasse, ma Dio aveva deciso che la benedizione della primogenitura della famiglia di Giuseppe doveva passare attraverso la storia e la vita di Efraim. La malattia, l'handicap, la difficoltà possono forse essere il modo di Dio per incrociare le mani e benedire. A volte noi pensiamo che benedizione sia sempre guarigione, sia sempre prosperità, ma non è così. A volte il Signore ha un altro piano, che deve portarci a una benedizione maggiore, a conoscerlo di più, a collocare la nostra vita nel suo piano, a gustare la gioia ineffabile di quella presenza di Dio presente nel nostro cuore. Ci ricordiamo che Giacobbe fu un uomo che da un certo punto della sua vita in avanti fu zoppicante e quella sua infermità, Dio gli toccò l'anca e lui zoppicò da quel momento per tutta la sua vita, fu un uomo zoppo. Prima lui correva a destra e a sinistra per scappare qua e là, per cercare di portare a buon esito i suoi stratagemmi, le sue attività che a volte non erano così limpide, ma Dio lo rese zoppo e non fu più un uomo autonomo nel camminare, fu un uomo che aveva un handicap, eppure quell'essere zoppo divenne il segno che lui aveva raggiunto una benedizione maggiore, perché dal giorno in cui Dio lo azzoppò, lui poté conoscere personalmente il Dio di Abramo e il Dio di Isacco, che finalmente divenne il Dio di Giacobbe. Ci fu una benedizione maggiore nella prova che egli ebbe quando il Signore lottò con lui e poi lo rese zoppicante. Pietro avrebbe continuato a predicare ai giudei se Dio non avesse incrociato le mani, avesse scombinato i suoi piani, avesse rimescolato le cose, dicendogli che attraverso quella visione del lenzuolo con gli animali impuri, lui doveva rompere i suoi schemi, andare a predicare anche ai gentili. E lui stesso testimonierà: chi ero io per oppormi all'opera di Dio quando vide la salvezza in casa del centurione Cornelio? Dio a volte agisce diversamente perché ci vuole benedire di una benedizione migliore. Ho letto tempo fa la biografia del fratello Bill Wilson, un uomo che in gioventù, racconta lui, era un ragazzino quando la mamma in mezzo alla strada lo fece sedere su un muretto dicendogli: stai qui, io arrivo subito. E poi la mamma si allontanò, andò via
e lui rimase seduto su quel muretto tutto il giorno, senza muoversi, non sapeva a che ora sarebbe arrivata la mamma. In realtà la mamma l'aveva abbandonato e non vide più sua madre. Un bambino abbandonato, che benedizione c'è in questo? Ma lui racconta che da lontano un credente, un cristiano, un meccanico di un'officina lo vide, che era quel bambino fermo da ore su quel muretto, lo avvicinò, lo prese in casa sua, lo ospitò per qualche tempo, poi lo introdusse nella chiesa, la chiesa lo accolse e lui crebbe, conobbe il Signore attraverso la testimonianza di quei credenti, ripose la sua fede in Cristo, fu salvato, divenne un figlio di Dio e nel tempo il Signore toccò il suo cuore e lui iniziò a sentire un peso per i bambini abbandonati, per i bambini in mezzo alle strade, proprio l'esperienza che aveva vissuto lui. E lui adesso ha un'opera straordinaria che raccoglie migliaia e migliaia di bambini tutte le settimane. Beh, c'è una benedizione maggiore in quello che Dio fa nella nostra vita, anche quando Lui agisce diversamente da quello che avremmo fatto noi. A volte Dio incrocia le mani, a volte Dio rimescola le cose, a volte Dio opera diversamente da come noi faremmo e lo fa per salvarci, lo fa per parlarci, lo fa per benedirci di una benedizione maggiore. E io voglio condividere con voi in modo particolare questo pensiero che più volte ho meditato perché credo che sia adatto anche a questo tempo. Non sta a noi darci le risposte, non sta a noi neanche essere complottisti né essere pessimisti, ma noi vogliamo prendere questo tempo dicendo: Signore, tutti i nostri schemi sono stati interrotti, sono stati fermati i nostri programmi, sono state modificate le nostre abitudini. È come se tu, Signore, avessi incrociato le mani sulla nostra vita, come se tu, Signore, avessi fatto qualcosa che era diverso da quello che noi potevamo immaginare. Ma noi vogliamo credere che se tu lo stai permettendo, Signore, se tu stai permettendo questa prova, se tu stai permettendo questo tempo difficile, lo stai facendo perché vuoi salvare, lo stai facendo perché vuoi parlare alla tua Chiesa, lo stai facendo, Signore, perché vuoi prepararci e introdurci in una benedizione maggiore di quella che noi possiamo immaginare. Pertanto, fratelli e amici, rivolgiamoci al Signore, che è l'Onnipotente, che è colui che è in autorità, che è colui che ha il controllo di ogni cosa. Rivolgiamoci al Signore, che sta preparando una salvezza maggiore, sta preparando un messaggio più chiaro. Noi vogliamo ricevere il messaggio di Dio, accettarlo, ritenerlo nel nostro cuore e vogliamo essere benedetti dal Signore. Si conclude così questa meditazione. Continuiamo a pregare in questa giornata. Vogliamo continuare a rivolgere la nostra preghiera, il nostro pensiero al Signore insieme ai nostri fratelli. Dio volendo, ci ritroveremo ancora alle 16:30, ma continuiamo a pregare insieme ai nostri fratelli attraverso anche i mezzi social, attraverso il web. Troveremo le richieste di preghiera nella pagina assembleedidio.org/preghiera. Possiamo pregare. Io vi invito, fratelli, fermiamoci, prendiamo un'ora del tempo in casa nostra, se potete farlo con la famiglia, se potete farlo singolarmente. Fermiamo tutto, spegniamo i cellulari, spegniamo i televisori, i computer e andiamo al Signore. Cerchiamo il Signore in preghiera insieme a tutta la nostra nazione e il Signore certamente non mancherà di rispondere in modo potente in questo tempo difficile. Dio volendo ci rivedremo nelle prossime ore. Il Dio ci benedica.